Buongiorno a tutti signori, arriva la conferma, c'è un importante ritorno di fiamma del nostro direttore sportivo per un difensore seguito qualche mese fa. Attenzione perché avremmo anche superato l'Inter alla corsa, insomma, per l'acquisto di questo giocatore molto ma molto interessante. Prima di continuare brevemente vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va potete anche abbonarvi per poterci fare tutte le domande che volete, diventare così i veri protagonisti dei signori di Napoli. Detto questo, signori, arriva anche la conferma dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Il Napoli è pronto ad un ritorno di fiamma per un suo vecchio obiettivo e avrebbe anche superato in queste ore l'Inter di Marotta. Come sapete, signori, il Napoli continua freneticamente a programmare il calciomercato. In particolare sembra ormai certo che il reparto difensivo possa essere coinvolto da diverse mosse, come dimostra la recente notizia della chiusura della trattativa utile a portare il difensore dell'Empoli, Marianucci, alla corte di Antonio Conte, come tra l'altro avevamo già accennato in un paio di video passati. Sembra ormai quasi certo però anche l'arrivo di un altro difensore centrale e, accanto ai già noti nomi di Solé e Beukema, sembra pronto ad accostarsi anche un ritorno di fiamma. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella lista di manna per il centrale difensivo ci sarebbe anche lui, proprio lui, Radu Dragusin, che fu già un vero tormentone di mercato nel gennaio del 2024, quando dal Genoa si trasferì invece di approdare appunto al Napoli al Tottenham, rifiutando di fatto la corte azzurra. Proprio ieri, tra l'altro, il suo agente nel corso di intervista parlava proprio della vecchia trattativa con il Napoli, non escludendo, attenzione affatto, di potersi nuovamente sedere al tavolo, ora che in casa azzurra, rispetto all'epoca ovviamente, c'è Manna come direttore sportivo. Insieme al suo nome nel taccuino di Manna ci sono già menzionati Solé e Beukema, oltre a Gatti della Juventus, del quale vi abbiamo già accennato ieri, no, del fatto che sta facendo fatica a rinnovare con la Juve e quindi il Napoli si potrebbe inserire. Ma da quello che ci risulta, appunto, il Napoli sarebbe deciso a muoversi in maniera concreta per Dragusin, per strapparlo al Tottenham. Per il Tottenham non è assolutamente incedibile e soprattutto riusciamo a sfruttare l'impasse che ci sarebbe nella trattativa tra Tottenham e Inter, dove Marotta sta un po' temporeggiando e Manna sembra, da quello che ci risulta dalle nostre fonti, essersi inserito prontamente per l'acquisto di Dragusin, per riuscire appunto a strappare il giocatore e portarlo alla corte di Antonio Conte, che apprezza tanto appunto questo difensore comunque roccioso che ha già esperienza nella nostra Serie A. Quindi signori, oltre ai vari obiettivi dei quali vi abbiamo già parlato, il Napoli punta forte su Dragusin. Ditemi cosa ne pensate. L'Inter è stata battuta, nel senso che siamo più avanti. Ditemi chi sarebbe il vostro centrale preferito da portare in azzurro. Attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo domani per il prossimo video. Buon weekend.